E dopo questo servizio la linea va in Veneto al collega Paolo Zeriali per notizie e aggiornamenti relativi all'Alto Adriatico. Buonasera cari telespettatori, benvenuti dalla redazione del Veneto. Il nostro ospite è Don Orioldo Marson, rettore del Collegio Marconi di Portogruaro, con cui parleremo molto presto. Così come sotto controllo è anche la zona di Mestre, la zona del Terraglio, quindi la zona che diciamo da Mestre va poi in direzione di Treviso. Una strada come anche altre grandi tangenziali, altre strade appunto ad ampio scorrimento vicine ai centri urbani del Veneto, che è toccata fortemente dal fenomeno della prostituzione di strada. A questo proposito abbiamo sentito che ne pensa il sindaco Azzolini, soprattutto se condivide la proposta del collega Bitonci. Siamo con il sindaco di Mogliano Veneto Azzolini. Allora il Terraglio, che taglia in due Mogliano Veneto, è interessato quotidianamente da operazioni di polizia antiprostituzione. Che ne pensa dunque della proposta del suo collega Bitonci, che dice facciamo pagare le tasse alle prostitute e con quei soldi risaniamo anche i conti dei comuni? Proposta sensata, doverosa ormai, perché le prostitute ci sono, esercitano di fatto una professione che è esentasse, una professione che è completamente in nero e deve essere in qualche modo sanzionata, devono perlomeno pagare le tasse. Lo ha detto giustamente l'amico Massimo Bitonci, ma lo dicono anche i giudici tributari, che ormai più volte hanno ribadito con le loro sentenze che le tasse vanno pagate anche, io dico soprattutto, da parte delle prostitute. Questo vuol dire però di fatto legalizzare un'attività che oggi è insomma sotto i riflettori della polizia. A questo punto le operazioni non servirebbero più, potrebbero esercitare liberamente? Beh, guardate, non nascondiamoci dietro un dito, la prostituzione esiste, è sulle strade, noi sindaci la sanzioniamo, ma di fatto l'unico modo per gestire il fenomeno è quello di regolamentarlo, prevedere dei luoghi dove la prostituzione si può esercitare sotto controllo sanitario e dove le prostitute paghino le tasse. Le sanzioni, che sono anche salate, sono già in qualche modo una forma di tassa? No, le sanzioni sono una forma di controllo del territorio per mettere in sicurezza dei luoghi che sono insicuri, per venire incontro a quei cittadini che non ce la fanno più la notte a non dormire perché sotto casa esercitano la professione delle prostitute facendo un gran rumore. Non pensa che se questa professione viene esercitata nelle case, comunque i condomini, i vicini, le persone che insomma gravitano in quell'area protesterebbero? Sarebbe un po' come una sindrome NIMBY, diciamo, anche in questo caso qua. Ma è così, è di fatto così. Dalle strade le lamentele si spostano in appartamenti, l'unico modo è legalizzare, riaprire quelle che una volta si chiamavano le case chiuse, controllate. Ubicarle dove? Ma nelle zone industriali, nelle zone dove in realtà si crea il minimo disturbo possibile per i propri cittadini. E allora siamo a parlare con appunto il nostro ospite, Don Orioldo Marson, che è appunto rettore del Collegio Marconi di Portogruaro. Volevamo parlare appunto e parliamo certamente di scuole paritarie. Una battuta soltanto di commento a quanto detto dal sindaco Azzolini. No, non mi considero proprio un esperto. Comunque mi ha sempre fatta impressione soprattutto il commercio e la schiavitù delle persone che vengono dall'estero, in modo particolare delle minorenni. Ma se invece una persona maggiorenne volontariamente dicesse voglio fare, a questo punto sarebbe giusto che possa aprire una partita IVA ed esercitare e quindi anche pagare le tasse? Bisogna cercare di trovare una soluzione un po' più generale di cui proprio non mi considero assolutamente.